Mentre il nord-est pensa a cosa fare degli orsi del Trentino, tornano in azione i lupi dell'altopiano dei 7 comuni. Nel mirino finiscono ancora una volta gli asini di Ernesto Rigoni, che abita a poche centinaia di metri dal centro di Asiago. Questa notte un branco è entrato nella sua proprietà uccidendo un asinello praticamente nel cortile di casa. E hanno fatto veramente una confusione enorme, hanno spaccato giù le reti, hanno i maretti con i pali alti 1,50 m, gli asini spaventati alle spalle sono stati accantonati su un angolo del giardino, hanno buttato giù tutto, hanno fatto anche danni ingenti, insomma. Qualcuno potrebbe chiedere perché l'allevatore non si dota di cani da guardiania. In realtà i cani ci sono, ma sono stati terrorizzati dal numero degli avversari. Sentite. I cani si sono accovacciati vicino a casa, vuol dire che erano in tanti, sti pastori maremmani, sono ancora giovani però, e dopo si sono abbattuti giù per la rampa del garage, sono ammucchiati tutti quanti riparati sotto la tettoia, che avevano il terrore insomma di questo branco, ecco. L'allevatore, che ha già subito moltissimi danni a causa dei lupi, lancia un appello. Io spero che trovi una soluzione, altrimenti sono un po' disperato, devo dar via tutto immediatamente, anzi chiedo a voi se avete qualcuno. In alternativa, ecco che cosa è pronto a fare Ernesto Rigoni. Oppure li porto giù in comune, che si li tenga il comune, non so cosa bisogna fare. Una provocazione, certo, ma anche un segnale che l'altopiano non ce la fa più e la stagione delle malghe deve ancora iniziare.